Olimpiadi invernali 2026, domani la riunione del CDA di Fondazione Milano Cortina che deciderà sulla sede delle gare di bob. Sull'esclusione di Cortina non è ancora detta l'ultima parola, potrebbe uscire un coniglio dal cilindro, ha detto oggi a Vicenza il presidente del CONI Malagò. Padova non si sono mai fermate per tutta la giornata alle ricerche di Ivan, il sedicenne di origini ucraine scomparso da venerdì. Sommozzatori dei vigili del fuoco hanno sondato palmo a palmo il fiume Brenta. In corso da questa mattina un attacco hacker al sistema informatico dell'azienda ospedaliera di Verona, interrotti i servizi Cuperi, tiro referti. La strage del bus di Marchera, ai nostri microfoni la testimonianza di un autista ex dipendente della linea. Questi mezzi, dice, hanno problemi con lo sterzo. Manovra sbagliata e auto elettrica finisce fuori strada, oltrepassa la siepe e si inabissa nella piscina. Caduto a Conegliano, incolume la donna al volante. Variante alla statale Romea, la vicepresidente della regione De Berti incontra gli enti del territorio, opera da 6 miliardi di euro. Si è scatenata in queste ore sui social la polemica per l'uccisione del cervo chiamato Bambotto, famoso perché ormai addomesticato dai residenti di San Tommaso a Gordino. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questi i titoli di oggi. In primo piano, come sempre, come ogni lunedì, il nostro sondaggio di oggi. Lo vediamo insieme con l'aiuto della grafica. Luca Zaia, sindaco a Venezia, vi piace come ipotesi? Potete rispondere come sempre facendo una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. L'esito del nostro sondaggio questa sera a Ring, in onda a partire dalle 21:15. Ed in primo piano quest'oggi c'è la questione delle Olimpiadi invernali 2026. Domani la riunione del CDA della Fondazione Milano Cortina che prenderà la decisione su dove verranno disputate le gare di bob, skeleton e slittino. Olimpiadi Milano Cortina, ultime ore appese ad un filo per conoscere il destino della pista da bob. Domani si riunirà il CDA della Fondazione che dovrà decidere dove disputare le gare. San Moritz, Innsbruck e Cesana le ipotesi sul piatto, ma nelle ultime ore è spuntata di nuovo Cortina, magari con un progetto ridimensionato che comprenda solo la pista, senza il corollario del museo. Ipotesi concreta, suggestione o speranza lo si saprà solo dopo la decisione della Fondazione per i Giochi Invernali 2026, presieduta da Giovanni Malagò. Il presidente del CONI oggi a Vicenza non si sbilancia per questione di rispetto, dice, ma non nasconde di tifare per Cortina. Io faccio tifo per Cortina come lo farei per qualsiasi posto dove all'inizio si era abbracciato un'idea di pianificazione. Ecco, quindi non è una cosa specifica di Cortina, è un fatto semplicemente di rispetto di quello che erano dei percorsi su quali siamo stati votati, peraltro. E così risponde sul fatto che il Veneto si senta fortemente penalizzato dalla perdita delle gare di bob, skeleton e slittino. Il Veneto è stato penalizzato da chi aveva onori e oneri di realizzare l'opera, e chi doveva realizzare l'opera, scusate se ve lo dico, è un'organizzazione del governo e di conseguenza tutto può fare eccetto che prendersi allo sport, perché lo sport, questo è sicuro, è certificato, è vittima di questa storia. Sui ritardi Malagò ribadisce di aver lanciato da tempo l'allarme, ma oggi alla vigilia del CDA decisivo lascia ancora aperto uno spiraglio. Non ho detto che ci sarà la soluzione, ma mi auguro che avvenga e ho anche qualche idea. Oggettivamente che ci fossero delle dinamiche palesemente di ritardi, questo l'ho sempre denunciato. Poi quando qualcuno ti dice vedrai che poi tutto andrà a posto, però non mi sembra che è andata così. Però vediamo, potrebbe anche esserci, diciamo, un coniglio dal cilindro. Alla vigilia del CDA della Fondazione scende in campo anche la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lauren Berton, che auspica in un ripensamento. Spero ancora ci sia lo spazio per poterci ripensare, perché questa è una figuraccia in mondovisione. Non se lo merita il Veneto e non se lo merita la provincia di Belluno. È inammissibile e inaccettabile che Cortina faccia una mini Olimpiadi, come vogliamo chiamarla, per non dire altro. È un fiume in piena la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, auspicando che ci sia ancora un margine di recupero di quello che definisce un vero e proprio scippo a Cortina.
Il Veneto non starà zitto e la provincia di Belluno non starà zitta, per cui, guardi, io ho un'assemblea il 6 novembre pubblica di Confindustria dove si parlerà anche di Olimpiadi. Vengano a spiegarlo in questa assemblea, sono tutti invitati, li aspetto. Il presidente Zaia ha già dato la sua piena disponibilità, può venire Malagò, può venire Bodi, possono venire tutti. Vedo che fanno un po' di fatica forse ad accettare questo invito e mi chiedo perché. Rabbia ed indignazione per quanto accaduto con la pista da bob, ma anche per quello che potrebbe succedere per tutte le altre opere infrastrutturali previste per i giochi invernali del 2026, vitali per questo territorio di montagna, così come lo sbocco al nord atteso da decenni, continua Loren Berton, rivolgendosi alla politica nazionale. Che si facciano vedere, che vengono a parlare con questo territorio, perché obiettivamente fare campagna elettorale su un territorio di montagna è veramente scorretto. Abbiamo bisogno di queste infrastrutture, abbiamo bisogno delle Olimpiadi, abbiamo bisogno dello sbocco nord. Vengano qui e discutano con questo territorio, con le persone che su questo territorio lavorano e ci mettono la faccia ogni giorno. E tra questi ci metto le imprese, perché qualcuno si dimentica che qui ci sono alcune delle imprese più importanti a livello internazionale, non a livello nazionale, e non penso serva nemmeno che io faccia i nomi. Attacco hacker all'azienda ospedaliera di Verona nella notte, lo ha reso noto la Regione del Veneto, immediato l'intervento dei tecnici con l'attivazione della procedura per la messa in sicurezza dei dati e relativi backup. Per tutto il giorno sono stati sospesi alcuni servizi forniti per via informatica, bloccato il CUP ed il sistema di ritiro dei referti, mentre le attività di ambulatori e sale operatorie sono proseguiti normalmente. Non c'è stata comunque alcuna perdita di dati, comunica la Regione. L'immediato sistema di backup ha permesso inoltre di avere a disposizione le cartelle mediche, gli esiti degli esami e le impostazioni delle terapie. È rallentata l'attività dei pronto soccorsi poiché le refertazioni e gli esami sono stati compilati a mano, allungando inevitabilmente i tempi d'attesa. Torniamo ora a parlare della tragedia del bus di Mestre. Ai nostri microfoni la testimonianza di un autista, ex dipendente della linea. Questi mezzi, dice, hanno dei problemi con lo sterzo. Sentiamo. C'è chi l'ha guidato, che ho sentito, che è un collega appunto della linea, che vero che è comodo rispetto a un mezzo a gasolio che magari si utilizza tutti i giorni, magari come in ACTV, ma presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata, si fa fatica, basta vedere le strade di oggi che ci sono a Mestre, tipo da Seggiano, no? Pensate a un 47H elettrico che fa fatica a sterzare in quella rotonda, mentre un mezzo a gasolio riesce meglio a eseguire la manovra. Questo è un dato di fatto, quindi sarebbe il caso anche di magari far correre di mezzi più piccoli del caso se elettrici, perché appunto le strade siamo sicuri che siano adeguate a quel tipo di mezzo, a quella stazza di mezzo, vuol dire per lunghezza, per larghezza, per dimensione, per peso. A parlare è Marco, questo un nome di fantasia, ex dipendente della linea, l'azienda il cui amministratore delegato è indagato insieme a 2 dirigenti del comune di Venezia per la strage avvenuta sul cavalcavia di Mestre lo scorso 3 ottobre. A detta sua i bus elettrici non avrebbero la stessa sterzata di quelli a gasolio, rendendo così difficoltose molte manovre. E anche se non possiamo sapere quanto implichi questa dichiarazione, resta un dato di fatto che quella sera il bus condotto da Rizzotto ha sbattuto ben 27 volte lungo il guardrail prima di precipitare di sotto. Marco evidenzia poi che spesso questi mezzi elettrici vengono guidati da più autisti nell'arco della stessa giornata. Non c'è il tempo materiale per il mezzo di una congrua sosta, per raffreddarsi piuttosto che raffreddare i freni o comunque un attimo di pausa, anche per lui. Anche i mezzi sono sotto stress. Quel mezzo nello specifico è stato guidato da 4 persone. Il povero Alberto, che è morto, era il 4º autista che guidava quel mezzo. Poi denuncia. Non vengono fatti corsi di formazione specifica sull'utilizzo del mezzo, oppure corsi antincendio, corsi sulla sicurezza o primo soccorso. No,
arriva un collega che ti spiega la linea e che ti spiega quei 2 o 3 tasti da usare, oppure l'affiancamento te lo fa personale non in organigramma aziendale. Quindi mi faccia capire, in una situazione d'emergenza voi non siete in grado di intervenire? Io personalmente no. E i suoi colleghi neanche, visto che non sono stati formati adeguatamente? Assolutamente sì. Ed abbiamo un aggiornamento sulla notizia della scomparsa e delle ricerche del ragazzino di 16 anni che non dava più notizie di sé da venerdì sera, dopo che per l'ultima volta il suo cellulare era stato agganciato nella zona di Ponte di Brenta, nel Padovano, dove appunto il ragazzo aveva percorso, visto l'ultima volta, il cavalca ferrovia mentre stava rientrando da scuola. Da sabato i sommozzatori dei Vigili del Fuoco stanno scandagliando il fiume. Bene, purtroppo proprio poco fa è stato recuperato il corpo senza vita del giovane. Ed ancora cronaca, andiamo nel Trevigiano, dove una donna alla guida della sua auto è finita con la vettura dentro una piscina. Fortunatamente non si è fatta nulla. È accaduto a Conegliano. Ha perso il controllo della sua auto elettrica, un Audi Q4, forse per una manovra sbagliata, finita decisamente male perché la vettura, uscendo di strada, si è infilata nella siepe di un'abitazione, cadendo nell'ampia piscina tra il giardino e la casa. L'episodio questa mattina, poco dopo le 9 a Conegliano, in via Asiago, nel quartiere di Monticella, dove la siepe non ha trattenuto la corsa della macchina fuori controllo, che fortunatamente non ha trovato sulla sua strada né persone né animali, ma la conducente mai sarebbe andata a pensare di poter finire la sua corsa in acqua. La donna è riuscita a uscire da sola dall'abitacolo, riemergendo dalla piscina fradicia ma incolume, mentre il mezzo si è inabissato. I vigili del fuoco di Conegliano hanno svuotato del tutto la piscina per permettere il recupero dell'Audi da parte del carro attrezzi. Contrastare la microcriminalità e lo spaccio di droga a Campomarzo. Siamo ora a Vicenza. Il sindaco Possamai ha chiesto al governo l'impiego dei militari dell'operazione Strade Sicure. Allarme e sicurezza. Dopo il ritiro nel marzo dello scorso anno, i militari impiegati nell'operazione Strade Sicure potrebbero presto tornare. Ne hanno discusso il sindaco Giacomo Possamai e il prefetto per sostenere la pressione necessaria nei punti caldi a ridosso della stazione. Nelle scorse settimane, infatti, il sindaco aveva scritto una missiva al ministro Piantedosi con una specifica richiesta. Una parte del nuovo contingente, i 400 uomini che erano stati assegnati a 3 città italiane nel corso di un consiglio dei ministri di agosto, vedesse anche la presenza di Vicenza, quindi che ritornasse l'operazione Strade Sicure a Campomarzo. Vicenza l'ha ospitata dall'autunno del 2017 fino a marzo del 2022. Poi ad aprile dell'anno scorso sono stati assegnati questi contingenti alle zone di confine orientale, era il momento dello scoppio della guerra in Ucraina. Adesso che il governo ha deciso di aumentare il contingente, la richiesta è di assegnare una parte di questo contingente anche a Vicenza perché torni a verificare, a pattugliare la zona di Campomarzo e del Quadrilatero. A pattugliare nei dintorni della stazione fino al 2022 erano 12 unità. La mancanza dei militari, molto apprezzata dai cittadini, si era fatta sentire, scombussolando gli equilibri nella lotta al degrado. L'ex sindaco Rucco aveva pertanto intensificato la presenza della polizia locale e l'impiego di vigilantes privati nelle vicinanze di Park Verdi. L'arrivo dell'esercito potrebbe meglio sostenere il progetto del sindaco Possamai di istituire il vigile di quartiere. È chiaro che in un momento in cui c'è una grande carenza di organico nelle forze dell'ordine e quindi Vicenza ha bisogno di personale, l'esercito, così come era stato dal 2007 al 2022, può aiutare nella presenza sul territorio. È altrettanto evidente però che non diminuisce in alcun modo la necessità assoluta che a Vicenza siano assegnati maggiori agenti, più agenti, e questo vale per tutte le forze dell'ordine perché la città ha bisogno della presenza dello Stato. Linea alla regia ora per la pubblicità. A tra poco.
Eccoci di nuovo in diretta con il telegiornale del Veneto, la politica ora con i rumors su Zaia ed una sua eventuale candidatura a sindaco di Venezia nel 2026 se non dovesse appunto andare in porto la possibilità di candidarsi per il terzo mandato in regione. Zaia, futuro candidato alla poltrona di sindaco di Venezia. Sia per il presidente del Veneto che per Brugnaro, attuale primo cittadino di Venezia, gli incarichi sono formalmente in scadenza, così in base allo sbarramento imposto dalla legge dopo 2 mandati consecutivi, sebbene per entrambi si parla di una possibile proroga del mandato al 2026, cioè fino a dopo le Olimpiadi. La candidatura di Zaia, un'ipotesi più che fattibile secondo il vice sindaco di Venezia, nonché membro del direttivo regionale della Lega. Una città come Venezia, con un profilo molto internazionale, lui avendo anche molte conoscenze a livello internazionale e avendo uno standing anche internazionale, può sicuramente aiutare questa città e può sicuramente essere un nome forte e decisivo. È vero che non vive a Venezia, come ho sentito dire, è vero, però insomma ci lavora da tanti anni, la conosce bene, conosce soprattutto anche le persone che ruotano attorno a Venezia, conosce le dinamiche e i problemi della città. A metà fra fantapolitica, rumors e indiscrezioni c'è da capire ora se a Roma verrà chiesta la possibilità del terzo mandato, che poi di fatto sarebbe il quarto per Zaia. Per il deputato della Lega Coin la speranza è più che concreta. Noi speriamo che continui a fare il Presidente della Regione, in quanto i limiti non devono essere normativi, ma dal mio punto di vista devono essere di volontà dei cittadini, per cui il limite dei 3 mandati è un limite assolutamente anacronistico che, se fosse rimosso, sarebbe un bene. I giochi, o meglio i futuri incarichi, si delineeranno meglio con i risultati delle prossime europee di giugno, spiega un altro leghista, nonché presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. Zaia può far tutto, non serve evidenziare le capacità del presidente Zaia in ogni ambito politico, amministrativo nel quale potenzialmente può cimentarsi. Da parte di Luigi Brugnaro un secco no comment, i tempi sono prematuri, chiude. Non c'è niente da dire. Zaia può fare qualsiasi cosa, non so, poi dopo sono tutte cose che riguardano lui, non lo so, ma io poi non commento queste cose. Variante alla statale Romea, la vicepresidente della regione De Berti incontra i rappresentanti degli enti del territorio chiedendo unità. Oggi per me era importante condividere la necessità e quindi avere la serenità e la tranquillità che se pongo la questione al governo ci sarà un comitato del sì. La vicepresidente del Veneto, Elisa De Berti, chiede una grande alleanza del mondo istituzionale, economico e sociale del territorio per far inserire nell'agenda di governo la questione romea. Non solo la messa in sicurezza di quella esistente, ma anche la realizzazione di una sua variante da Ravenna a Mestre, il cui costo si aggirerebbe attorno ai 6 miliardi di euro. Ma il territorio deve essere favorevole, perché se io chiedo al governo di intervenire su una variante e poi quando si parla della variante, scusatemi, però televisioni e giornali danno voce solo ai comitati del no, cioè il governo mi dice ma scusa, ma tu mi poni la richiesta che il territorio non la vuole. La variante è ritenuta necessaria perché la Romea è percorsa ogni giorno da più di 25.000 veicoli, di cui il 20-25% sono mezzi pesanti e negli ultimi 2 anni, secondo i dati ANAS, si sono verificati 96 incidenti con 9 morti. De Berti ha convocato i comuni e le province interessate dalla potenziale variante, le associazioni di categoria e il mondo sindacale. Sul progetto, dice, il territorio deve essere compatto. C'è molto rispetto, questa sensibilità verso l'ambiente è dovuta e doverosa, per carità, però il no a prescindere non mi trovo ovviamente concorde, perché con il no a prescindere siamo fermi ovviamente a questa Romea. Secondo il sindaco metropolitano di Venezia Luigi Brugnaro, poi, occorre anche un approccio sistemico alla viabilità e ai trasporti, come ad esempio il rafforzamento delle ferrovie o il prolungamento della A27 verso Monaco di Baviera. Dobbiamo insistere perché venga fatta rapidamente la terza corsia tra San Donà e Portogruaro, che tanti morti ha fatto, il nuovo cavalcavia di San Giuliano. Dobbiamo fare la tangenziale che era prevista, è prevista per arretrare il casello che c'è adesso di Villabona e arrivare direttamente a Marghera Sud. Torniamo nel bellunese con le polemiche per l'uccisione da parte di un cacciatore del cervo bambotto diventato mascotte del Agordino. Cosa c'è, tesoro? Cosa è successo?
Deve essere stata una preda facile, troppo facile, il cervo di 7 anni che a Pecol di San Tommaso a Gordino tutti chiamavano Bambotto, ucciso da un cacciatore del quale non sono note le generalità. Nessuna violazione dal punto di vista legale, l'area è aperta all'attività venatoria e il cervo non è animale protetto. Ciò nonostante il caso è diventato molto popolare per la fortissima indignazione scaturita sui social tra gli abitanti del paese e più in generale tra le migliaia di persone che seguivano pedissequamente le avventure dell'ungulato, ritratto in migliaia di scatti e che in paese era diventato una vera e propria mascotte. Amatissimo dai bambini, ancora cucciolo era stato praticamente adottato dalla popolazione, presso la quale si recava quotidianamente per mangiare il cibo direttamente dalle mani o pisolare sugli zerbini, a volte addirittura entrando all'interno delle case. Non deve aver quindi avuto nessun timore Bambotto dell'uomo che brandiva l'arma e che ha sparato il colpo letale. Ciao, sei tornato? Sei tornato? Un caso che ha scatenato il dibattito anche politico con l'intervento del consigliere regionale del PD Andrea Zanoni e il suo invito alla popolazione a farsi parte attiva per la tutela del patrimonio faunistico e che ha trovato appoggio in centinaia di utenti che sul web condannano l'atto. Dall'altra i cacciatori, secondo i quali il cervo si sarebbe reso recentemente protagonista di comportamenti ritenuti violenti e per i quali sarebbe stato opportuno l'abbattimento. Quel che è certo è che l'animale si fidava dell'uomo, ma questo, più che un merito, è diventato la sua colpa. È tutto dunque, vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Una nuova intensa perturbazione raggiunge il nostro territorio. Martedì 24 ottobre, tempo dunque molto instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto condizioni perturbate, sin dal mattino avremo piogge e temporali forti e insistenti che bagneranno la nostra regione. Ci sarà il rischio di fenomeni anche intensi, dunque prestare la massima attenzione. Forti venti di scirocco manterranno tiepide le temperature, minime sui 12-17 gradi, massime comprese tra 16 e 20 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo precipitazioni piuttosto abbondanti e intense, un po' su tutte le zone, in particolare però sulle aree centro-orientali della regione e in montagna. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 17-20 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo risulterà coperto con precipitazioni diffuse anche di forte intensità. Temperature minime intorno ai 12 gradi, massime sui 18 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.